Siamo in compagnia del dottor Gabriele Zampieri di Veneto Agricoltura, con il quale facciamo un po' il punto sull'andamento del comparto della carne nel 2021 nella regione Veneto. Com'è andata? Intanto possiamo dire che in effetti il Veneto ha un importante comparto zootecnico da carne, soprattutto nel campo avicolo e bovino da carne, che però in questo periodo sono sotto stress per l'aumento dei costi di produzione, in particolare energetici e alimentari, con riflessi anche naturalmente sull'aspetto dell'attività aziendale. Passiamo in rassegna i diversi comparti partendo dalla carne bovina. Sì, nel 2021 la produzione di carne bovina è stata naturalmente una produzione importante, sono stati macellati 780.000 capi, stabile rispetto agli anni scorsi, però con un aumento di peso morto di circa il 3%. Il fatturato che abbiamo stimato è intorno ai 425 milioni di euro, con un aumento del 6% dovuto a un leggero aumento dei prezzi di quotazione degli animali al macello. Passiamo invece al settore avicolo, per il quale sappiamo che il Veneto è la più importante regione in Italia. Infatti il settore avicolo è il comparto che sviluppa più fatturato. Abbiamo stimato un fatturato di 730 milioni di euro, che è aumentato di circa il 9%, soprattutto perché sono aumentate le quotazioni degli animali che vanno al macello. Il Veneto nel 2021 ha portato al macello circa 200 milioni di polli, pari al 35% della produzione nazionale, e 26 milioni di tacchini, pari al 50% della produzione nazionale. Le quotazioni sul 2020 hanno segnato un aumento di circa il 10% per i polli e di circa il 6% per i tacchini. La produzione è concentrata in un numero relativamente piccolo di allevamenti, si tratta di circa 1200, 760 circa per i polli e 410 circa per i tacchini, che però hanno dimensioni da grande a grandissimo e quindi fanno praticamente tutta la produzione. Chiudiamo con il settore suinicolo. Il settore suinicolo veneto è concentrato soprattutto nelle province di Verona e Treviso. Il fatturato nel 2021 stimato è stato intorno ai 175 milioni di euro, con un aumento del 6,5% dovuto soprattutto a un aumento delle quotazioni degli animali. Il Veneto ha portato a macello circa 790.000 capi, di cui 700.000 grassi, con una piccola riduzione, in questo caso intorno del 2%. Si tratta più o meno dell'8% della produzione nazionale. Il dato interessante è che la maggior parte di questa produzione è concentrata in pochi allevamenti, in 147 per la precisione, con quasi 500.000 capi, che sono inseriti nella fiera DOP IGP per la produzione delle cosce che poi vanno a prosciutti, eccetera.